Siamo sempre collegati con il presidente Giorgio Sartori, 50+, Associazione per gli anziani di Confcommercio del Veneto. Presidente, un libro interessante per spronare, per insegnare anche alle persone che hanno superato la soglia e sono entrate in pensione a non lasciarsi andare, a restare a contatto col mondo, ma soprattutto ad essere digitalizzati. Un libro che parla di che cosa? Vediamo di entrare un po' nello specifico sfogliandolo, lei ce l'ha sotto mano, affrontando diversi capitoli. Le elenco i 5 punti sui quali sono i pilastri portanti di questa fatica letteraria. La prima è includere gli anziani all'interno di un progresso civile favorito dall'impiego della tecnologia anche grazie a percorsi sensibilizzativi di formazione. Il secondo punto è ampliare... E che cosa vuol dire questo percorso? Allora, vuol dire che è fondamentale sia garantita alla popolazione anziana la possibilità di accedere a tutte quelle opportunità ed esperienze che possono avere un impatto positivo sulla loro qualità di vita. Deve crescere quindi l'attenzione delle istituzioni e della società sul tema dell'accessibilità al processo tecnologico, sulla sua democraticità, come si usa dire adesso, per andare così oltre quei limiti che oggi sono quei limiti che bloccano l'anziano. In questo senso c'è anche una voce del PNRR, no? Sì, c'è una voce anche del PNRR, bisogna vedere se riusciremo attraverso il nazionale a infilarci e sfruttare determinate per avere cose. dei finanziamenti. Sì, certo. Vede, poi c'è una cosa che io ho sollevato anche nell'incontro del 13, che ho un po' criticato anche il libro fatto, perché c'è un inglesismo eccessivo. Allora, io stesso io ho 72 anni, vengo dal mondo della carta, della penna e del francese. Ci vuole un glossario, ogni volta che apri il computer ci vuole un glossario per capire determinati termini, perché capisco che sono termini tecnici che sono difficili da tradurre in italiano, lo phishing, lo smishing, tutte queste paroline. Allora ho detto, facciamo anche come associazione, produciamo un glossario dei neologismi, perché ne escono uno ogni giorno, per capire che cosa vogliono dire queste parole, perché se tu capisci riesci anche magari a difenderti, altrimenti ti arriva dentro un messaggio nel telefono, poi questi palmari, questi cellulari qui sono terribili, che basta sfiorare con il dito, ti parte l'ok e sei finito. Quindi anche questo è una delle cose che come G40+ dovremmo sulla quale dovremmo puntare, proprio la traduzione delle terminologie per rendere sempre più accessibile anche all'anziano che cosa vogliono dire alcune parole. Chiaro. Poi poi. Il secondo pilastro è ampliare l'accesso alle reti informatiche e alle infrastrutture tecnologiche della popolazione anziana sull'intero territorio nazionale. E qui entra in gioco il PNRR. Cioè, questo è un problema perché abbiamo aree anche della nostra regione, penso alle zone collinari e montane, dove si fa fatica ancora a prendere col cellulare, dove magari la fibra, la banda larga non è arrivata e quindi c'è una lentezza del messaggio che magari poi la lentezza stanca, perché ormai siamo abituati anche a voler sempre di più la velocità. Accendi il computer e lo vuoi subito, se aspetti un minuto già ti spazientisci. Non so se capita anche lei, a me capita quando magari c'è la linea lenta ti irriti subito perché sei abituato alla super velocità. E questo è un aspetto che però è più del pubblico che del privato, quello dell'ampliamento delle reti informatiche. Poi accelerare l'adozione di strumenti tecnologici da parte dei servizi sociosanitari e assistenziali a beneficio del seno. Cioè, cosa vuol dire? Creare anche dei portali che siano anche abbastanza semplici, perché io ho notato che io ogni tanto entro nel portale dell'Agenzia delle Entrate, in quello dell'INPS, ti cambiano la grafica e sei completamente confuso, perché magari una cosa che nella pagina, quando l'hai aperto 3 giorni prima, una settimana prima, la trovavi in alto a sinistra, lì non c'è più. Magari in basso a destra ti viene la trovi cervicale per cercare quel puntino dove devi cliccare per entrare. Questa è un'altra cosa, questa continua
continua modifica delle grafiche di alcuni siti che creano imbarazzo e difficoltà di accesso. Ma non soltanto alle persone anziane, in realtà è Anche trasversale la anche gli questione. stessi addetti ai detti patronati mi dicono Bravissimo, che non ce la fanno infatti. più, cioè sono stanchi, Infatti. devono rincorrere questi aggiornamenti di cui non si capisce poi la motivazione, perché sono le grafiche, non sono i software, cioè il meccanismo interno, sono le grafiche, le pagine, quindi sono Forse cose quando che... vengono cambiati i dirigenti di necessità vogliono cambiare Sì, tutto, e probabilmente quindi sì, perché per bisogna che il nuovo versionare un dirigente tono. faccia vedere che esiste, che è arrivato e quindi cambia la pagina. Probabilmente questa è la motivazione Perché di io fondo. sento che tutti i cittadini lamentano sta cosa, anche chi magari deve a che fare, ha bambini piccoli, deve fare un semplice Sì. certificato, diventa Poi, matto. poi un'altra cosa che non ho capito personalmente è l'app Io, perché ogni tot devi entrare se non scade. Io Ah, mi sì. domando una cosa, uno ha un bancomat, ha un PIN Certo. è eterno, dura 3 anni, 4 anni, 5 anni, tanto quanto dura, ma anche di più della tessera, perché ti mandano la tessera nuova e continui col vecchio PIN. Ma perché l'app Io, E non solo quello. devo entrare ogni mese, ogni 2 mesi, no, adesso non ricordo, perché se altrimenti devi aprire lo SPID per entrare, cioè una cosa che è Anche lo speed inspiegabile. scade, anche lo speed scade. Sì, Sì. è inspiegabile. Sì. Cioè, fate un PIN, tanto il PIN Però posso chiedere questo, se- esatto, lei c'ha ragione dimmi. sacrosanta, infatti a me è scaduto tutto, lascio che scada perché a questo punto Sì. mi sono anche stufata. Ma come me tantissima gente, perché a un certo punto basta, c'è il limite di tolleranza, uno non può tenere attivo Sì, tutto quanto. Ma lei che rappresenta presidente regionale o mm, vicepresidente, non importa, di sì, un'associazione dove ha colto questo, ma tanti anche l'hanno colto, non potete a livello unitario, voi che siete anche grossi come Confcommercio, sollevare certo. la questione con il ministro competente e dirgli basta, è ora di finire, la dovete aprire per tutti con un semplice click gli SPID, gli IO e della situazione eccetera, Certo. in modo che il cittadino non abbia questa grandissima seccatura, perché poi se no ci si lamenta che i cittadini non fanno, non vogliono, ma in realtà siete voi i primi No, che... certo. Però perché non fate un'azione in questo senso? È già sul tavolo del Ah, Presidente. bravissimo. Pensi che il professor Marco Trabucchi, nel suo intervento bellissimo, è molto bravo e affascinante quando parla, e ha detto che c'è un problema dei medici. Dicono che ci sono i medici di base che si rifiutano di utilizzare i sistemi informatici. Dice, ma c'è un motivo. Li hanno dotati di software antidiluviani, Sì. cioè software antichi, perché lì ha fatto un'affermazione abbastanza pesante, dice, perché probabilmente hanno dato l'incarico del software a amici degli amici, per cui vengono fuori dei prodotti che sono superati. Quindi non è che i medici di base non vogliono utilizzare l'informatica per la gestione dei pazienti, è che fanno fatica con i programmi, sono lenti, obsoleti e sono fuori dal tempo. Questa è una dichiarazione forte, ma che ha fatto pubblicamente il professor Trabucchi. Beh, ma dico appunto, se chi li riscontra non fa queste dichiarazioni pubbliche e devono non cadere nel mortuario delle cose, ma dovrebbero essere oggetto di attenzionamento e di risoluzione, non è che può farlo il povero cittadino Pinco Pallino che si sente solo, isolato e imbecille, perché uno a un certo punto gli viene anche il complesso dell'imbecille a un certo punto, veramente, e non può neanche ricorrere ai vari patronati per risolvere i suoi problemi, perché è ancora più umiliante, secondo me, andare sempre da qualcuno per risolvere i propri problemi, ancor più se uno è in pensione, immagino, no? Sì, certo, sì, certo. Ecco, benissimo, questo è un altro capitolo interessante. Poi... il quarto punto è coinvolgere le organizzazioni che si occupano di persone anziane per stimolare, sviluppare e testare nuove tecnologie, e questo già lo facciamo perché non so se siamo la prima o una delle prime associazioni che proprio hanno puntato l'attenzione sul problema dell'alfabetizzazione informatica degli associati. Quindi questo è un punto sul quale già lavoriamo sia a livello nazionale sia a livello locale. Penso alla 50 di Vicenza, ad esempio, che attraverso il suo centro di formazione ricreato sta sviluppando molti momenti di formazione sul PC, sul cellulare, i social, Facebook e tutte queste, Twitter, WhatsApp, eccetera, perché sono, come dicevo prima, l'oggi e domani.
E poi assolutamente. l'ultimo punto era finalizzare parte delle risorse del PNR per ridurre la divisione digitale e migliorare così la vita della generazione senior, che praticamente si condensa tutto quello che abbiamo detto, cioè trovare Delle delle forme soluzioni. per rendere umana per gli ultra 65 anni queste nuove tecnologie. Assolutamente, no, ma poi come giustamente diceva lei, anche per gli operatori del settore, perché se poi chi ci lavora, ma anche ipotizziamo lei dice i medici di famiglia, che non tutti sono giovanissimi e neolaureati, Eh, specializzati, eccetera, quindi di ultima generazione, possono essere un po' più anziani, li si fa diventare pazzi e loro giustamente certe cose se non riescono a farle con certo, facilità non le fanno. Il cittadino quindi si trova nelle peste per qualsiasi cosa. certo. Ma perché questo è veramente inverosimile? Quindi bisogna trovare delle Eh, soluzioni. Sì, sì, bisogna continuare a battere il tasto finché non riusciamo a portare a casa i risultati, perché oggi è così, ma secondo me attraverso, come diceva lei, dei momenti di coesione tra le varie organizzazioni di categoria e fare pressing sul governo, dovremmo riuscire a trovare la quadra di questo problema, insomma, perché se ne parla, ma questo è un paese dove si parla, ma poi non si conclude, non si semplifica mai niente. L'abbiamo visto quando si parla di semplificazione, ahimè, tremate, perché le semplificazioni vuol dire peggioramento Peggioramento. No, no, ma del il discorso, precedente. guardi, lo facevo anche in un altro ambito. Noi siamo dotati di questo benedetto codice fiscale, dovrebbe essere la semplice mostrare il codice fiscale, il test che può essere la carta d'identità, anziché, e dovrebbe aprire il mondo di tutto quello che si Certo, sa. No, certo. ogni volta devi riprodurre certificati su certificati e ti dici ma come hai tutta la mia posizione, hai la mia dichiarazione dei redditi, hai tutto col codice fiscale, non puoi ogni volta prostrarmi, ridurmi a doverti ripresentare tutto, eppure è così. Lei però ha detto una Eh, cosa interessante ed è un altro problema che i device, i cellulari, gli iPhone, certo. questi supporti elettronici di cui siamo dotati sono i primi a creare dei problemi perché quelli di ultima generazione funzionano tutti con le app per farci spendere megabyte, per farci investire, però non sono adatti a chi poi si trova in pensione un domani e ovviamente avrà questo supporto perché sono sempre più complicati. Certo. Per esempio una stupidaggine, i nuovi, è una stupidaggine, però gli anziani riscontrano questo problema, non hanno la radio connessa, cioè la radio ci vai attraverso internet. Certo. È un problema perché poi consumi ugualmente, ma insomma diventa un meccanismo e la cosa più banale è dire ma scusami hai telefono, hai tutto il mondo connesso, ma mettimi anche la radio normale, digitale, non anzi analogica, non necessariamente passando attraverso internet che può creare dei problemi e consumare tantissimo. Cioè i supporti Certo. stessi creano problemi. O le smart TV possono essere Sì, utili però anche certo. perverse per una persona che magari non necessariamente deve avere la cultura dell'ingegnere informatico con master, no? Certo. Poi tutte queste app ti occupano E occupano tra l'altro, schermate esatto, tantissime praticamente memorie. hai 3-4 pagine di smartphone pieno di app e poi fai fatica anche a capire dove sono posizionate. E quindi dovreste fare un appello anche magari a qualche produttore perché accolga le Eh, istanze delle persone 50 e più, che magari potrebbe eh, essere, per fare cose più semplici, funzionali, eh. però utili allo scopo che sono... E- Ed è uno dei messaggi che è proprio uscito da quel convegno dove abbiamo presentato quel libro, perché sono stati poi gli interventi interessanti dei rappresentanti delle varie province, perché c'erano tutti i 7 presidenti del Veneto e accompagnati dai loro componenti consigli direttivi, dai segretari e dal coordinatore regionale Paolo Beria, e quindi era diciamo, una presenza qualificata di oltre 40 persone che sono intervenute e hanno tutte all'unisono manifestato queste doglianze diciamo, che abbiamo appena noi messo sul tavolo. Tirando le somme, il professor Trabucchi cos'altro ha aggiunto che a lei ha colpito Niente. nella sua esperienza? Mi ha colpito una cosa, una signora di Verona ha detto che secondo lei, questo le farà piacere, i programmi sono così contorti perché sono costruiti da uomini. Questa E allora il l'avevo- professor Trabucchi ha detto, sì, si è fatto bene perché io non avevo posto l'attenzione sul fatto che sono solo gli uomini che producono i software. Allora sono entrato io con una battuta e ho detto, vede professore, perché si chiamano sviluppatori. Dire sviluppatore sarebbe brutto in italiano.
Ecco, ha fatto bene, comunque è verissimo. Anche ci sono Però ha ragione la signora ha ragione perché le donne sono più razionali e semplificano. semplificano, no, ma è verissimo, ma ci sono tanti, anche nelle automobili, sono fatte da progettisti uomini, mancano di alcune Sì, funzioni che io reputo banali, banalissime, sì, non sì, ci sì, sì, sono certo. perché secondo me è un uomo che le ha progettate, ma non perché non ha quell'esigenza che magari può avere la donna di un certo tipo di praticità, per cui bisognerebbe avere anche il confronto. Allora, siamo giunti al termine, io Presidente la ringrazio moltissimo. Un attimo, senti un attimo. Eh sì, perché lei mi ha già abbandonato, comunque non importa, siamo giunti al termine Ah, della no, trasmissione. ecco, Eccola sono qua. arrivato, si era mosso il filo. Eccola, no, no, vede la No, no, tecnologia, vede la tecnologia. un po' di tecnologia ce l'ho incorporata. Sì, va bene, ma lei ha voluto cimentarsi con la tecnologia perché noi l'aspettavamo qua in studio, la prossima volta la attendiamo qua in studio Va bene, a va TV7. bene. Intanto la ringraziamo moltissimo, in bocca al lupo per Grazie, tutto, per il suo grazie a lavoro. lei e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie Grazie ancora, molto. buon proseguimento cari telespettatori, vi lascio invece a voi alla pubblicità. Grazie Presidente.